L'invecchiamento da un lato è un fatto assolutamente positivo perché vuol dire che si sta bene e che è una vittoria anche personale, non solo diciamo della comunità in cui si vive, però porta con sé anche un sacco di problemi. Se l'aumento della vita media è un sintomo di benessere, Venezia e il Veneto potrebbero ritenersi soddisfatti. In regione un abitante su 4 ha più di 65 anni, un dato che negli ultimi 10 anni è cresciuto quasi del 20%. Lo studio effettuato dallo SPI-CGIL restituisce un territorio in cui si vive sempre più a lungo, una regione che ha più di 320.000 ultraottantenni e nella quale il numero degli ultracentenari è raddoppiato rispetto al 2006, ma c'è anche un'altra faccia della medaglia. Noi abbiamo un dato che è alto perché siamo a 156 anziani oltre i 65 anni per ogni 100 ragazzi sotto i 14, ma in due territori, Belluno e Rovigo, questa cifra è raddoppiata, cioè siamo oltre al 200%. Una situazione che apre diversi problemi, a partire da quello assistenziale. Ma ci sono altri aspetti che possono avere anche risvolti drammatici. 2 anziani su 5 sono soli e 500.000 vive con meno di 1.000 euro lordi al mese. Una situazione alla quale si è cercato di porre rimedio a livello nazionale con l'ampliamento della 14ª mensilità ai redditi fra i 750 e i 1.000 euro lordi. Stiamo facendo anche accordi con i comuni perché sul sistema di tassazione locale ci siano, come dire, delle soglie che vengono esentate dalle tasse locali oppure agevolazioni per i redditi più bassi. C'è poi un altro progetto in Veneto che è anche un antidoto alla solitudine, è quello dell'impiego in attività di utilità sociale, il cosiddetto invecchiamento attivo.